Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. È la penultima giornata di campionato nel girone A di Serie C. Stadio Euganeo di Padova. I veneti per cercare un buon posto nei playoff. Il Lecco per mantenere il secondo posto, che vale un playoff decisamente da protagonista rispetto a quanto accaduto negli ultimi 2 anni, in cui Lecco si era piazzato invece al sesto e al settimo posto. Ecco che davanti propone la coppia inedita dal primo minuto, composta da Magni e Tordini, per non dare troppi riferimenti alla squadra veneta, che comincia meglio la partita, squadra di Torrente. Subito un bel 1-2, attenzione al cross dentro, Vasic, l'ex di giornata, proprio lui, il numero 14 dei veneti, realizza il gol del vantaggio con uno stacco imperioso e festeggia. Bella l'azione sulla sinistra. Festeggiano i giocatori del Padova. Ma difesa immobile del Lecco, lo rivediamo a breve nel replay. Festeggia Vasic, che aveva messo in mostra le sue doti. Qui la palla di Dellicarri, l'1-2. E poi bello il cross di Radrezza per l'intervento efficace, tempestivo, per vie centrali di Vasic, che realizza un gol da attaccante, lui che attaccante non è. E allora la mezzala del Padova, che aveva messo in mostra il suo talento anche a Lecco, la sblocca, il cross di Lepore, attenzione alla conclusione di Giudici e poi si salva anche su Magni. Il Padova con Donnarumma, grande doppia occasione per il Lecco, che però non la sfrutta. Allora attenzione alla ripartenza, veloce dall'altra parte con Bortolussi. Bortolussi la spinge fino in fondo, il cross di Bortolussi, il colpo di testa, e Melgrati qui non è assolutamente impeccabile. E allora c'è il gol del 2-0 di Jelenic. Raddoppia il Padova, un contropiede micidiale della squadra di Torrente. E il calcio sa essere spietato da gol mancato del Lecco, anche un po' di sfortuna la squadra blucelesta, contropiede micidiale. E la difesa che rincorre non riesce assolutamente a chiudere su Bortolussi, e poi immobili tutti sull'intervento anche su una palla lenta e colpo di testa non impeccabile di Jelenic. Melgrati completa il disastro difensivo su una palla su cui poteva arrivare il portiere bluceleste, invece si muove con colpevole ritardo. 2-0 al 27esimo. E diventa veramente dura per la squadra di Luciano Foschi. 41esimo, altra chance, sempre sull'out di destra, dove c'è una bella palla. Attenzione a Bortolussi che conclude sull'esterno, una bella palla di Jelenic. I due combinano su quell'out veramente in maniera pericolosa. 64esimo, dentro Bunino, Pinzauti, fuori Magni e Girelli nel Lecco, il cross lungo, il colpo di testa di Bunino proprio per Pinzauti, dentro Tordini col sinistro realizza il gol che riapre la partita, il 2-1. Bella l'azione del Lecco in questo caso, proprio con i nuovi entrati. Battistini qui si riscatta una giornata opaca con il lancio bello, la sponda aerea di Bunino. Pinzauti da seconda punta qui, bello il pallone a rimorchio per l'inserimento puntuale, preciso e letale di Tordini. Mattia Tordini, secondo gol stagionale, partita da migliore in campo nel Lecco. Per lui a ispirare nel 3-4-1-2 proposto da Foschi nella ripresa l'azione offensiva del Lecco. 68esimo, cerca di uscire il Padova, recupera il pallone Ilari,
in un primo momento, poi però c'è il rilancio lungo. Lepore, un pasticciaccio di Lepore, poi c'è il tentativo con il pallonetto che finisce fuori di poco da parte di uno scatenato Jelenic. Melgrati sull'uscita, per poco non viene beffato. Ancora il Padova che gioca bene, attenzione, un altro inserimento, Melgrati qui riesce a dire di no, poi si salva il Lecco. Qui veramente rischio su Piovanello. Dall'altra parte non tiene il pallone Bunino. 77esimo, lancio lungo, Battistini, attenzione, si addormenta Battistini, favorisce l'inserimento vincente di Russini che fa il 3-1 al 77esimo. Frittata fatta per il Lecco con l'ennesimo errore difensivo di questa giornata sciagurata del reparto bluceleste, per una squadra che invece davanti non ha demeritato. Ma grandi disattenzioni, rivediamo un lancio lungo, una palla innocua. Battistini non la vede rimbalzare, la probabilmente ipotizza in maniera sbagliata e perde di vista anche l'inserimento di Russini che si trova in autostrada spianata per andare a infilare Melgrati. Gol del 3-1 che di fatto chiuderà la partita. È un Lecco che troppo arrendevole in queste situazioni, perde ancora palla a centrocampo. E allora attenzione a un'altra occasione, un 3 contro 0, la conclusione, parata da Melgrati e poi Franchini 2 volte, la sparacchia alta, ma sulla prima occasione va a centrare Melgrati. Poteva essere il poker per il Padova, si salva il Lecco, 94esimo, finisce qui la partita con un giallo per Bunino. 3-1 per il Padova sul Lecco. Lecco che rimane secondo in virtù però delle sconfitte di Pro Sesto e Pordenone, ultima giornata decisiva.